Siamo a Favara in via Luigi Laporta, nel quartiere che tutti conoscono come Agia Tedra, un quartiere popoloso, popolare. Quella che vedete alle mie spalle è l'abitazione civica dove questa mattina nel corso di lavori di ristrutturazione sono arrivati i carabinieri perché dentro sono state ritrovate delle ossa. Naturalmente non si sa di che tipo si possa trattare, se sono in realtà ossa umane oppure no. Subito si è attivata la macchina della polizia giudiziaria, sono stati effettuati e continuati gli scavi e sono state ritrovate appunto queste ossa che adesso sono al vaglio della scientifica per l'estrazione del DNA, insomma per vedere di che tipologia di ossa si trattano. Il civico numero 59 di via Luigi Laporta si trova a meno di 50 metri dal luogo dove il 12 agosto del 2018 è stata vista per l'ultima volta Jessica Lattuca, la ragazza di Favara scomparsa nel nulla e della quale da quella data non si sa più niente. Proprio in relazione a questa coincidenza è stato facile far galoppare la fantasia e pensare che i resti ossei ritrovati ieri possono essere quelli di Jessica. Secondo la versione del fratello Enzo, deceduto 9 mesi fa, di Jessica Lattuca si persero le tracce dall'abitazione del padre, ubicata in via Leopardi, casa in quel tempo abitata da Enzo Lattuca, la cui entrata principale è sì in via Leopardi, ma che si affaccia anche in via Luigi Laporta. Qui abbiamo incontrato Giuseppe Lattuca, papà di Jessica, che si dice molto scettico, anzi è sicuro che quelle ossa non siano sicuramente di sua figlia. Ascoltiamolo. Non penso che sia mia figlia Jessica, perché se sono resti umani di 30 anni, 40 anni fa. Ora che è stata la casa per ristrutturata e hanno trovato questi resti umani. E ora si deve vedere che se sono di persona o da poco tempo, o da 20 anni fa, o da 30 anni, perché ne sono stati fatti lavori di muratore là dentro. E hanno scoperto che c'erano queste ossa, ma non penso che saranno ossa, ma saranno scheletri da 20 anni, 30 anni o 50 anni, 60 anni di corpi umani all'epoca. Lei giustamente l'antichità. Da genitore lei spera che non siano i No, io spero che Jessica, non penso che la uccidevano, che la seppellivano qua Jessica. Sulla presenza di queste ossa in quella casa si stanno facendo 1000 supposizioni, nessuna delle quali comunque almeno per il momento naturalmente può ritenersi quella giusta. Interrogativi che si pongono gli investigatori e gli inquirenti che stanno eseguendo le indagini per capire innanzitutto come e perché quelle ossa si trovino là, se sono state sempre là o vi sono state trasportate in un secondo momento. Carabinieri e procura stanno ascoltando gli operai che lì vi lavoravano ed anche i proprietari dello stabile. Pare che i resti ossei fossero in mezzo ai calcinacci, ma non è chiaro, non al momento, come siano saltati fuori, così come non si ha la certezza di che tipo di resti ossei si tratta. Frammenti ossei che naturalmente sono stati sequestrati e inviati agli specialisti del RIS di Messina per tutte le analisi e soprattutto quelli del DNA per poterlo comparare con quello delle persone scomparse.